Tindaro calabrese, ancora lui, il bomber classe 85 alla soglia dei 40 anni, trascina il San Fratello acquedolcese alla vittoria contro il Mistretta, siglando una fantastica doppietta che permette ai biancoverdi di continuare la vincente duello testa a testa con la Messana per la promozione diretta in eccellenza. Sono gli ospiti però a provarci subito, prima con Gambino che chiama Commisso alla respinta e poi con Salerno, ma i suoi due tentativi non centrano lo specchio della porta. Bersaglio che sul ribaltamento di fronte troverebbe la squadra di casa con De Oliveira, ma il direttore di gara ferma tutto per un presunto fallo dello stesso numero 11 biancoverde. Ribaltamento di fronte ed è nuovamente il Mistretta a provarci con Salerno che chiama Commisso all'intervento in tuffo e con Gambino il cui destro dal limite trova ancora la pronta risposta del portiere. Poi però il San Fratello acquedolcese torna a spingere dopo le conclusioni di Calabrese e De Oliveira che vengono intercettate da D'Amico. I biancoverdi la sbloccano poco dopo quando Calabrese di testa mette alle spalle del portiere il cross di Truglio, firmando così l'1-0 per i suoi e che gli vale come settimo sigillo in campionato. Locali che prima dell'intervallo provano a chiudere la sfida, ma i tentativi operati da De Oliveira vengono bloccati da D'Amico. Nella ripresa è ancora la squadra di Peppe Furnari a cercare con forza la rete del raddoppio, fioccano infatti numerose occasioni per i biancoverdi, prima Mincica col sinistro alza troppo la mira, poi De Oliveira da pochi passi raccoglie un tiro cross di Zingales trovando un super D'Amico a negargli la gioia del gol. Quindi Calabrese di testa chiama ancora D'Amico all'intervento centrale e subito dopo Piuca dal limite su assist di Mincica, calcia largo non di molto. Il Mistretta tenta di scuotersi e lo fa con Salerno che impegna Commisso alla parata con una conclusione mancina da fuori. Sul ribaltamento di fronte però è il San Fratello acquedolcese ad avere le occasioni migliori per andare in gol e in almeno 4 circostanze De Oliveira, ben servito dai vari Zingales, Calabrese e Carroccio, prova a superare D'Amico, ma tutti i suoi tentativi non producono l'effetto sperato. Dall'altra parte il Mistretta avrebbe invece la chance per il pareggio, ma Gambino la cestina mandandola sul fondo. Nel finale i biancoverdi, dopo aver accarezzato il raddoppio negatogli da due straordinarie parate di D'Amico sulle conclusioni di Mincica prima e Carroccio poi, trovano comunque il 2-0 proprio sui titoli di coda della sfida, quando Calabrese con una fantastica giocata personale fulmina D'Amico dal limite dell'area, facendo così San Fratello acquedolcese 2 Mistretta 0 e per Calabrese doppietta personale e ottavo sigillo in campionato. La squadra di Peppe Furnari sale in classifica a quota 54 punti e in attesa che la Messana giochi la sua gara si porta al comando del campionato, mentre il Mistretta rimane a 35 in quinta posizione.